Spettatori, se volete sapere cosa ha detto Conte ieri, non vi resta che guardare Insieme delle persone, assieme a noi. A fra pochissimo, sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Amiche e amici telespettatrici, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle persone, sempre in diretta, nonostante qua almeno in Veneto c'è un brutto tempo, ma ce l'abbiamo fatto anche questa volta. Che dire, ringraziamo innanzitutto Canale Italia che ci dà la possibilità di diffondere Insieme delle persone in tutta Italia, perché appunto, come sapete, il canale 154 è un canale unico nazionale, si dice, cioè vale a dire che ha la stessa numerazione in tutte le regioni d'Italia. Oggi chiaramente affronteremo sempre il tema politico. Vi ho detto prima, Conte ieri ha detto una serie di cose, vedo che continua nonostante tutto a raccontare, a promettere cose, non so, io penso che in questo momento ci sia più bisogno di concretezza piuttosto che di promesse. Purtroppo siamo buoni tutti, come si dice in gergo qui da queste parti, a promettere le cose, il più difficile sicuramente è mantenerle, però verificheremo sicuramente con atteggiamento ottimista ma nello stesso tempo critico, perché ovviamente almeno quello che tocca a noi che facciamo informazione è quello di valutare tutte le cose che avvengono e con il giusto e doveroso impegno, la giusta doverosa critica. Ecco, vi volevo ricordare che ovviamente, come sapete, Insieme delle persone non è soltanto sulla TV, ma anche e specialmente su Facebook, perché anzi, se vogliamo, siamo state le prime già 2 anni fa a portare la diretta Facebook, anche su Facebook, dove basta, insomma, il logo è sempre lo stesso, Insieme delle persone, basta collegarsi alla pagina, mettere mi piace e poi c'è un bottone che è una specie di post in cui c'è la possibilità direttamente di vedere la diretta. In questo momento è sfasato di qualche secondo, però chi magari sta correndo, chi vuole fare dell'attività, chi non vuole perdersi il proprio beniamino pubblico, ha la possibilità comunque di guardarlo anche fuori casa o in altri ambienti dove non c'è la televisione. E poi voi sapete che il giorno dopo postiamo tutti gli interventi degli ospiti più significativi, gli argomenti più interessanti, vengono posti all'attenzione degli amanti di Facebook e dei social, e questa è una cosa comunque molto apprezzata proprio per dovere di informazione, completezza del dovere di informazione. Bene, io direi che possiamo lanciare il primo spot, chiedo alla regia, perché come avete visto oggi siamo partiti subito alle 21:00, perché il nuovo format, siamo in piena campagna elettorale, dal 1° giugno è partita ufficialmente la campagna elettorale, quindi Insieme delle persone sposa il concetto di essere subito a disposizione di chi vuole fare politica, di vuole dare informazioni sui propri programmi di partito e personali ai telespettatori a casa. Quindi primo spot pubblicitario e poi vediamo come si dipana questo Conte che parla del Sud. Abbiamo fatto anche un sondaggio, un articolo, ne vedremo delle belle. La birra morgana è una birra sana e poi bere una dabigiana. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 21:05 se non sbaglio, sì è così. Allora, vedete l'immagine dietro di me, abbiamo fatto un sondaggio
perché ieri Conte me l'ha servita su un piatto d'argento. Cioè, io sapete che quando Conte parla io sono là il primo della fila, non mi voglio perdere neanche un secondo. E Conte purtroppo in questo periodo qui ha fatto un po' troppo il politico di qualche repubblica fa, perché comunque alla fine, diciamoci la verità, noi cittadini la cosa che pensiamo più fortemente di un politico è uno che non mantiene le promesse. Ah, questo faremo il ponte qua, faremo quello, faremo quell'altro, però purtroppo Conte in questo momento qui sta raccontando molte cose, ha sicuramente buone idee. Io mi ricordo, voi magari da casa non avete la possibilità, anche anch'io, di memorizzare certi aspetti, però io mi ricordo che parlava fino a un mesetto fa di sburocratizzare l'Italia, approfitteremo di questo momento per cambiare le regole. Io francamente non vedo nulla, sento solo parlare di patrimoniale e di altre cose. Però vi voglio far vedere un video, perché questo pezzo è un po' ciclico, nel senso che, vi ricordate, dicembre 2017 Di Maio si fa fare una bella intervista al Mattino, prima pagina, reddito di cittadinanza per tutto il Sud, 33% di voti poi a marzo 2018, vi ricordate? E noi adesso siamo ancora ovviamente con la maggioranza al 5 Stelle. Poi qualcuno ha pensato che forse non era proprio così e i sondaggi oggi danno il 5 Stelle molto in calo. Conte cosa dice? Prima di commentarlo, vediamolo assieme. Lanciamo il video così lo commentiamo. Sicuramente il Sud avrà una attenzione privilegiata. Col ministro Provenzano stiamo lavorando addirittura a una fiscalità di vantaggio per l'intero Sud, per l'intero meridione d'Italia, che abbiamo già in una riforma che abbiamo introdotto, sarà destinatario di una misura ben più consistente rispetto al passato, proprio per vincolo di legge per quanto riguarda le nuove risorse che andremo a impiegare. Il Sud ha bisogno di tanto. Se riusciamo anche a coniugare rispetto agli investimenti programmati, a realizzarli e a conseguire assicurare agli investitori una fiscalità di vantaggio, noi possiamo veramente rendere molto attrattivo il nostro Sud e quindi attirare grandi capitali, perché le bellezze poi del Sud, delle bellezze del Sud e della ricchezza del Sud sarà il Nord per primo a beneficiarne. Ecco, questa qua la consideriamo un po' la propaganda preelettorale, perché voi sapete che alcune regioni del Sud andranno al Consiglio regionale, il rinnovo del Consiglio regionale, si parla di fine luglio, addirittura settembre, ottobre, si saprà la prossima settimana. Quindi già comincia la campagna elettorale per cercare voti, quindi uno che legge questa cosa dice caspita che bello, continuano a fare investimenti nel Sud, addirittura defiscalizzeremo il Sud così la gente investirà, le aziende multinazionali investiranno. Sicuramente poi mi pare che ho sentito Conte che diceva addirittura ne beneficerà anche il Nord, vabbè, poi bisognerà capire in che senso. Però io credo, Conte, che lei dovrebbe pensare, se vuole veramente il benessere di tutti i cittadini, a pensare di defiscalizzare tutta l'Italia, a sburocratizzare tutta l'Italia, a fare investimenti produttivi e non forme di assistenzialismo. Questa è la vera maniera, e questo non lo dico solo io, lo dicono tutti gli economisti. Io penso che se prendiamo un contadino che ha studiato, che non ha nozioni di politica e come far risollevare la nostra nazione, sicuramente dirà che non bisogna dare soldi per creare consenso elettorale, come aveva cominciato Renzi circa 7-8 anni fa, il bonus Renzi 40% alle europee, Di Maio reddito di cittadinanza 33% alle politiche e ancora adesso con queste promesse di assistenzialismo. Agevoliamo tutta l'Italia e creiamo le condizioni perché l'Italia riparta con delle ricette che conoscono tutti quanti, anche voi, anche lei signor Conte conosce, defiscalizzare, quindi ridurre le tasse così non c'è più l'evasione, questa è l'unica maniera per ridurre l'evasione, farle pagare poche ma tutti quanti, in maniera tale che chi evade dice vabbè mi conviene pagare, sburocratizzare e nello stesso tempo dare la possibilità ai capitali di tornare, quindi di venire qui in Italia. Questo significa creare benessere, non assistenzialismo ma investimenti strutturali, quindi ponti, strade, miglioramento della rete internet e tutte quelle cose che portano benessere. Questa è una ricetta molto semplice che lei conosce bene, signor Conte, e che invito evidentemente a valutare invece della favore dell'assistenzialismo alla ricerca del voto a tutti i costi. Credo che questo sia il vero benessere dell'Italia, questo di cui ha veramente bisogno l'Italia. Vi faccio vedere adesso
un servizio che ho realizzato, il video 1 per la regia. Il 2 giugno sono stato in Piazza Ferretto e ho intervistato un po' di politici. Voglio dire che c'era un clima molto forte, molto sereno, nonostante qualche giornale di sinistra abbia criticato questi assembramenti, però effettivamente tutti hanno rispettato le distanze di sicurezza e tutti avevano le mascherine. Vediamo questo servizio. Con l'onorevole Luca De Carlo, responsabile regionale di Fratelli d'Italia, oggi alla festa del 2 giugno. Come mai questa decisione di partecipare qui al 2 giugno, alcuni hanno definito la festa della destra? Beh, perché insomma noi portiamo in piazza tutte le istanze di quei cittadini che ancora non possono farlo. Protestiamo contro probabilmente un governo sordo, un governo che non ha ascoltato i territori, che non ha ascoltato le istanze di tante categorie, che ha dimenticato e abbandonato le partite IVA. Noi oggi sappiamo che abbiamo un contenimento, il distanziamento sociale che non ci consente di riempire le piazze, quello lo faremo il 4 di luglio a Roma, però oggi abbiamo voluto dare un segnale. Siamo venuti nel massimo rispetto delle regole, osservando il distanziamento sociale, per portare la voce di chi oggi non può scendere in piazza. Fratelli d'Italia c'è e Fratelli d'Italia dimostra alle categorie più penalizzate la sua vicinanza, non solo nelle piazze ma anche in Parlamento, con tanti atti e tanti provvedimenti e tante proposte che il governo però nella stragrande maggioranza delle volte ha disatteso. Il vero problema in questo momento enorme è che abbiamo un governo che ha cancellato diritti e doveri sanciti dalla Costituzione approfittando dell'emergenza sanitaria. Noi riteniamo che attraverso manifestazioni come quella di oggi diamo la possibilità, in modo corretto, ovviamente rispettando quelle che sono le leggi e il distanziamento sociale, alle tante persone che vogliono manifestare il dissenso nei confronti delle politiche del governo, in particolare degli ultimi 4 mesi, di poterlo fare silenziosamente ma brandendo quel tricolore che dal nostro punto di vista rappresenta l'insieme dei valori nei quali ci riconosciamo e nei quali abbiamo la speranza di veder crescere anche le future generazioni. Beh, sarebbe importante intanto dare risposte, perché prima di tutto ci sono delle risposte da dare ai cittadini. Io credo che in questo periodo abbiamo visto il buonsenso messo da parte, con DPCM, con decreti poi tolti anche da quella che è la prerogativa del Parlamento e quindi da una discussione seria, ma decise da uno solo, in barba alla democrazia, ma soprattutto ci sono diverse questioni che oggi devono essere affrontate. Tante promesse, abbiamo visto tanti decreti, in realtà 80 miliardi di euro i nostri imprenditori, se oggi li chiediamo qua in Piazza Ferretto, a molti di loro non hanno ancora visto un centesimo. C'è solo la grande determinazione invece di un popolo di voler poter contare, perché alla fine stiamo incidendo con risposte concrete come centrodestra all'unisono, però c'è un governo sordo e quindi questa è la dimostrazione oggi pacifica, tranquilla, per dire che è ora che anche Mattarella prenda in mano questa situazione, perché questo è un governo di incapaci, possiamo dirlo a caratteri cubitali, non ci sono risposte e soprattutto quelle poche non incidono su quella che è la vita economica e sociale del nostro territorio. Bene, questo è un servizio realizzato da noi, come vedete l'intervista l'abbiamo fatta in Piazza Ferretto, abbiamo volentieri festeggiato in questa maniera. Ecco, però adesso entriamo un po' nel clou della puntata, perché io in linea Fabio, lo chiamerò così, se sono sicuro che mi sente il telefono. Fabio, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera Fabio. Ecco, Fabio ci deve raccontare una sua esperienza, veramente dal mio punto di vista, veramente ai limiti della legalità, di come è vittima dell'isolamento conseguenza del coronavirus. È un caso particolare, ma ce ne saranno sicuramente decine in Italia come questo, però vale la pena di essere ascoltato. Fabio ovviamente è un nome sintetico, rispettiamo la sua privacy, per una persona che esiste veramente e che abbiamo intervistato, quindi non è una fake news, è una situazione veramente reale. E adesso Fabio, se lei ha un attimo di pazienza, rimanga con noi collegati, perché noi lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario e poi ci racconterà la sua assurda vicenda io lo chiamo di sequestro di persona. A fra pochissimo.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31 Treviso. Radime.it. La birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. Eccoci di nuovo in diretta, 21:18. Chiediamo a Fabio il suo calvario. Ci vuole raccontare, tutto nasce dal fatto che sua moglie lavora in un ospedale. Esatto. Una volta, 3 mesi fa si è portata purtroppo il coronavirus a casa e ci vuole un po' raccontare che cosa è successo. Beh, dunque, la mia vicenda potrei definirla doppia, perché ho avuto l'esperienza Covid in maniera indiretta con mio padre, che purtroppo è morto in casa di riposo. Sì, è stato uno di quei classici casi di isolamento, abbandono da parte, non abbandono in sé del personale a casa di riposo, ma di abbandono purtroppo per le leggi di isolamento che avevano adottato già da metà febbraio. Lui era in una casa di riposo, è diventato positivo e si è rifiutato di bere, mangiare e assumere medicinali, è deperito e mi è morto il 28 marzo. E purtroppo il 29 marzo, dopo abbiamo avuto l'altra notizia che mia moglie è risultata positiva al coronavirus. E da allora è iniziata la nostra quarantena, che dura ancora oggi, perciò sono 67 giorni di quarantena, isolamento forzato totale. Vuol dire che tu non puoi uscire dal domicilio per nessun motivo al mondo. Devi basarti su amici, parenti che ti fanno tutto, ti vanno a fare la spesa. I disagi sono più che altro disagi logistici, insomma. E vi racconto anche il corso della malattia in sé. I sintomi sono stati per tutti e 4 quelli di un'influenza più o meno normale. Dunque, mia moglie è risultata positiva il 29, essendo sanitari faceva un controllo a settimana col tampone. Al quarto si è scoperto che era positiva e da lì abbiamo iniziato subito la quarantena. Quindi né più nemmeno che un raffreddore alla fine, cioè un po' di influenza, usiamo questo termine. Più che
anche raffreddore, un po' di febbre, tosse, c'erano i sintomi tipici della normale influenza, ma a dire la verità per noi sono stati leggeri, abbastanza leggeri. Io per dirle ne ho avuto in un'occasione 37 di febbre, mia moglie non aveva avuto 38, ma tempo 5 giorni, 6 giorni questi sintomi si sono esauriti. Praticamente noi dal 10 aprile siamo asintomatici. Allora, dunque, mia moglie però di fatto siete asintomatici, però di fatto siete sequestrati in casa. Cioè, certo, ci vuole spiegare come funziona la legge e per quale motivo poi alla fine voi non potete uscire, avete bisogno dell'aiuto di amici per fare la spesa? Allora, come ho detto, la legge dice che in una famiglia in cui vi sia promiscuità, qualora vi sia un positivo, intanto fanno i tamponi a tutti. Noi siamo risultati tutti e 4 positivi, quindi scatta proprio l'isolamento forzato. La famosa quarantena, no? Sì, quarantena o isolamento forzato, ma non è una quarantena perché dura, ma a noi c'è durata 67 giorni. Di solito loro prevederebbero una quarantena di 15 giorni, però finché non sei negativo, finché uno dei membri della famiglia è ancora positivo, la quarantena è sempre per tutti. In pratica siamo tutti segregati in casa o nella nostra proprietà, insomma, non puoi lasciare in modo assoluto la proprietà. Nessuno può entrare se non hai dispositivi medici sanitari che sono mascherina, caschi, tute, non solo mascherina ma proprio tutti presidio medico proprio di emergenza per i Covid positivi, insomma. E così. Noi praticamente ci siamo negativizzati, mio figlio verso fine aprile, io e mia figlia verso inizio maggio, siamo negativi da allora. Noi abbiamo avuto altri 2 tamponi per vedere la nostra negatività ed è confermata. Purtroppo mia moglie non riesce a negativizzarsi nonostante non ci siano più sintomi, ma da più di un mese, ormai e mezzo, ormai si parla da inizio aprile, siamo a giugno. E purtroppo siamo relegati in casa perché non c'è modo di isolare in modo totale mia moglie in altre stanze, così, perché non è una casa grande, insomma. E l'unica soluzione era di mandare mia moglie in un domicilio, abbandonarla in un domicilio, in un domicilio da sola, isolata completamente, allora noi riacquistavamo la libertà come negativi. Ma ciò evidentemente non era né possibile né eticamente accettabile da parte mia, chiaramente. Sì. Quindi praticamente alla fine, in una maniera o nell'altra, siete da 3 mesi chiusi in casa e sua moglie continua ad essere positiva, nonostante sia passato quasi oltre 2 mesi dai primi sintomi, continua ad essere positiva. Voi dovete, pur essendo negativi, essere chiusi in casa. Sì, queste sono disposizioni nazionali, purtroppo. Vabbè, so che fra l'altro ha scritto anche sul nostro giornale, si è rivolto al nostro giornale per degli articoli. Ovviamente noi porteremo avanti la sua testimonianza perché sicuramente è una forma anche questa di ingiustizia, perché ovviamente privazione della libertà individuale, chiaramente. Esatto. Va bene Fabio, io la ringrazio della sua testimonianza, chiaramente dobbiamo andare avanti col programma. Certo. L'unica cosa che le chiedo, ci tenga aggiornato su quelle che sono le evoluzioni, perché ovviamente quando sua moglie guarirà mi farebbe piacere che ci ricontattasse, perché così almeno abbiamo la possibilità di capire, anche di eventualmente sentire la sua testimonianza. Qua in effetti è l'eccesso di tutela della legge che alla fine costringe anche le persone che sono guarite ad essere costrette a stare chiusi in casa e tutti sanno cosa vuol dire questo, perché tutti l'abbiamo subito, stare chiusi in casa come se fossi agli arresti domiciliari. Se possa anche ben peggio, perché in tempo di lockdown ci si poteva muovere per far spese o per motivi di necessità, qui proprio assolutamente non puoi lasciare l'abitazione. Quindi sei segregato in casa. Esatto. E anche un ringraziamento a tutti i suoi amici, conoscenti che l'aiutano per le prime necessità, per le spese, perché ovviamente anche là lo Stato ovviamente è assente, mi sembra di capire. Ma diciamo che la protezione civile ci sarebbe un servizio di protezione civile per fare la spesa, ma capite le scomodità, cosa resta diciamo delegare estranei queste cose. Avendo i parenti per fortuna ci siamo arrangiati anche per un minimo di dignità personale, insomma. Sì. Bene. Fabio, grazie della sua preziosa testimonianza, che sa che sia di monito e anche di incoraggiamento a altre persone come lei che vivono questa situazione, ma anche a tutti gli italiani che sono stati segregati in casa, certo, per tutelare anche le altre persone con una certa età. E ovviamente io non entro nel merito, però sicuramente questa cosa ha determinato un disagio molto molto forte in tutti gli italiani. Grazie ancora Fabio. Grazie mille, buona serata. Grazie. Salve. Allora andiamo avanti con la trasmissione, lanciamo l'ultimo stacchetto pubblicitario.
la birra Morgana è una birra sana e ne puoi bere una damigiana. Per il nuovo in diretta 21-28 mi hanno detto che non devo parlare, quindi vi lancio subito il nuovo servizio dedicato all'evento che abbiamo fatto il 30 maggio sabato a proposito delle lotte degli imprenditori contro le tasse. Vediamolo subito. Piazza degli Ermitani qui a Padova, oggi 30 maggio, per approfondire con gli imprenditori il motivo di questa riunione. Troppe tasse e per troppo tempo non c'è possibilità di sviluppare le imprese e di rilanciare l'economia. Ne approfondiremo con singole interviste. Nel nostro paese diciamo che le imprese che sono maggiormente presenti sono le piccole e medie imprese e anche l'artigianato. Quindi qui c'è una preoccupazione fondamentale. Dal mio punto di vista non si tratta solo, ma questo è necessario, di dare dei sostegni alle imprese, ma oggi si impone, direi, un cambiamento, io direi epocale, di considerare il lavoro innanzitutto. Voi sapete che la nostra Costituzione ha nel lavoro il suo principio primo attuatore e da qui tutta la politica si deve ispirare. Quindi io penso a una rivalutazione delle aziende e questa rivalutazione deve potersi rifondare su alcuni principi che oggi non si possono come dire, non considerare. Per esempio il rispetto dell'ambiente, quindi energie rinnovabili, prodotti. 118470 €29,98.